Buongiorno a tutti, in questa nuova puntata ci immergeremo in questa avventura, percorreremo questo sentiero che ci porterà alle Domus de Janas di Sadde e Asile. Siamo in località Ossi in provincia di Sassari, sappiamo che troveremo circa 11 Domus de Janas, le scopriremo man mano assieme a voi, quindi non frapponiamo tempo nel mezzo e andiamo a scoprirle subito dopo la sigla! Dopo circa un quarto d'ora di cammino siamo finalmente giunti alle prime Domus de Janas, che sono facenti parte di un gruppo di circa 11 Domus de Janas più 2 tentativi di costruzione. Proviamo ad avvicinarci alla prima e già dall'esterno abbiamo la possibilità di poter ammirare alcune decorazioni a rombo in una parete e l'accesso a varie camere, sicuramente una sulla sinistra e una davanti a noi. Ora cerchiamo l'accesso alla seconda tomba, eccolo qui. Beh, da questa possiamo rilevare la presenza di una decorazione di ocra rossa che corre lungo tutta la parete di questa sorta di anticella o di prima cella, e poi possiamo notare anche la presenza di 2 ingressi ad una serie di celle che sono concatenate in successione e che portano chissà dove. Ecco, procedendo in questo sentiero, che comunque è ben delimitato e ben delineato, troviamo altre domus. Chissà se questa domus è decorata in qualche modo o se presenta delle particolarità. Beh, una cosa che vediamo qui sulla parete a sinistra
da questa striscia nera, chissà se fa parte di una decorazione oppure se è assolutamente casuale. Procediamo. Signori, questa è impressionante, veramente gigante. Qui abbiamo una sorta di atrio che dà accesso ad una serie di stanze, di celle di varia forma e di varia grandezza. Bene, dopo esserci un pochino arrampicati su questa salita, troviamo altre stanze. In particolare, forse questa è stata abbastanza riempita dal fango e da detriti, però possiamo vedere due ingressi con delle porte che sono veramente molto ben lavorate. Una specie di arcata superiore e la porta vera e propria. Un altro ingresso. Bene, a questo punto non ci resta altro che salutarvi, anche qui invitarvi a venire a vedere queste meraviglie di
3500 anni fa, anzi di quasi 5000 anni fa, essendo loro del 3500 a.C. Vi salutiamo e vi diamo appuntamento alle prossime immagini, ai prossimi video. Ciao!